viaggiatori, buongiorno! Buongiornissimo! Benvenuti a Tarso! Vittorio Veneto! Siamo a nord di Treviso. Tarso è un piccolo comune di 4.000 abitanti, ma con parecchie cose da fare Sì, e una scoperta. da vedere. Infatti abbiamo studiato un po' online, abbiamo visto che di cose da vedere ce ne sono parecchie e quindi abbiamo deciso di passare qua il weekend in scioltezza e tranquillità, ma vi diamo un piccolo consiglio sui parcheggi, che è stata un'epopea trovarli. Sì. Vabbè, ovviamente siamo partiti ieri sera, solito venerdì, pizzetta, birretta, e stamattina siamo arrivati qua, quindi abbiamo aspettato il viaggio. Allora, aprendo Park Fortnite, come potete vedere ci sono due parcheggi, quelli che vi cerco in rosso, che sono a pagamento. Allora, quello sulla parte destra ci sono più stalli, ma è stortissimo. Peccato perché è quello più bello. Sì, che perché c'è il lago davanti, però sono molto storto, quindi se lo usate come base di parcheggio per la visione del lago, visitare il paesino e poi andare a dormire da qualche altra parte, può andare bene. Noi probabilmente dormiamo qui stasera, quindi ci siamo messi nel parcheggio di sinistra. Il parchimetro indica tariffa camper 24 giornaliero, non 24 ore, di 7,50 €. Nel terzo parcheggio, quello che vi cerco in giallo, non siamo riusciti ad arrivare perché c'è il divieto di accesso camper ovunque. Tutte le strade di accesso, esatto, che ci dà il navigatore per arrivare lì, ma deve essere nuovo, perché i cartelli sono nuovissimi, sì. Quindi secondo me è proprio una cosa recente. Probabilmente non vogliono che entrino i camper, uno ce n'era, non so se magari se ne è fregato di cartelli, esatto, però non so. vabbè, noi partiamo a esplorare e vi portiamo a vedere Tarso. Prima cosa da fare qui, signori, allora noi siamo parcheggiati praticamente qua e come potete vedere c'è tutto questo pedonale da fare intorno ai due laghi che ci sono, sembra veramente bello. Quindi Si parte. vamos a camminare con lo spavaldo Luke, che stamattina sembra anche in forma. Voglioso di passeggiare. Andiamo. Seconda cosa da poter fare a Tarso. Il leone di Martalar. Wow. Scoperto per caso che si trova qui, perché non lo sapevamo, però guardando dalla mappa l'avevamo visto, e quindi visto che in precedenza eravamo già andati a far visita al Drago Vaia un paio di volte anche. Sì, che è stupendo, perché non vedere anche il leone di Martalar? E prossimamente anche tutti gli altri, perché Sì, sarebbe bello andare a fare il giretto. Anche questo, come Drago Vaia, merita assolutamente di essere visto. Bellissimo, fatto bene, definitissimo. Il muso è qualcosa di incredibile. Veramente complimenti a Martalar. Anche questo è stato costruito, è stato eretto con più di 3.000 pezzi di radici recuperate dopo la tempesta Vaia, e da quello che leggo è il leone alato di legno più grande del mondo, per i suoi quasi 7 metri di altezza e 10 metri di lunghezza. Lo vedete dietro di noi, una cosa spettacolare. Ma ora continuiamo ed esploriamo Tarso. Terzo punto di interesse che troviamo qui, ragazzi, dopo aver visto il leone, in località Fratta, quindi a 5 minuti a piedi, 6 minuti a piedi, si trova una via di murales. Se andate nel sito della Proloco, che vi lascio in descrizione, troverete un ordine cronologico sul come vederli in base al periodo di realizzazione, appunto, e sono stati fatti per esaltare un po' le frazioni di Fratta e Colmaggiore. Andiamo a vederli. Tra l'altro qui, secondo me, nelle viette un po' più interne, così sabato e domenica non possono circolare le macchine. Non c'è traffico, non c'è praticamente traffico veicolare. E quindi è tanto bello passeggiare. Rilassante, veramente tanto. Una marea di bici, di ogni tanto esce anche il sole. Sta anche bene di temperatura. Siamo al 28 di febbraio, quindi molto molto bene. Vediamo sti murales. Cosa interessante, se volete, sotto ad ogni murale c'è il proprio QR code dove ci possono avere più informazioni, quindi fatto bene anche. Sì. Bravi.
Vi dirò che camminare senza il traffico veicolare non è nulla di male. Qua è entrato un altro murales. E comunque è un paesino Molto carino. carinissimo. Sì, Wow. sì, sì. Sa da borghetto. Sì, sì. Cioè, adesso siamo su sta vietta qua. Veramente carino, una zona di murales piccolina, ovviamente ce ne saranno tipo una decina, Sì. però sempre comunque carini da vedere. Ora andiamo verso il prossimo punto di interesse che abbiamo scrutato online, per circa un 20 minuti a piedi, dai. Ok. Vamos! Ragazzi, siamo arrivati al quarto punto che dovevamo toccare oggi e quando l'ho visto online ho detto a Michela dobbiamo per forza andarlo, lei che ha passione di zen, Sì. yoga, tutte quelle robe lì. C'è questo giardino di cui vi lascio la storia scritta in descrizione, teoricamente fondato da marito e moglie. Il marito dovrebbe essere mancato l'anno scorso e la moglie sta continuando a portare avanti sta cosa, non vediamo l'ora di scoprirlo. Buongiorno. Posso filmare, signora? E il cane anche. Devi entrare, poi si vedrà. È quello che volevi. No. Permesso, buongiorno. Buongiorno, Michael, piacere. piacere. Che carino. Ma che posticino, Vicky. No, Sì. molto piccolo è contenuto, però un po' strano trovare una cosa del genere. Sì. Carinissima signora, tra l'altro che ci ha aperto, molto carina, ci ha accolto in serenità, ci suona il campanello, mi fa salire, accoglienza bellissima. Guardate che roba. Guardate questo, nel 2021 ha compiuto 255 anni. Wow. Qui c'è anche il Winner World Bonsai Contest 2002 USA. Wow. Che scoperta, ragazzi, no? È veramente un... Clima. Sì, proprio... La signora comunque gentilissima, una chiacchiera pazzesca, ho tirato giù il telefono perché per privacy, per tutto, siamo proprio goduti la chiacchierata, ci ha un po' raccontato, ha più di 1000 esemplari di bonsai all'interno del suo giardino, infatti non si ferma mai. Sì, è lì per loro. Oltretutto si possono comprare a degli allievi che imparano a curarli e vabbè ci ha raccontato un milione di cose. Vi lasciamo comunque il link in descrizione se volete dare un'occhiata al sito, merita ragazzi. Ma ora, visto che siamo comunque sempre in zona prosecco, ragazzi aperitivo, è mezzogiorno, camminiamo da un bel po', Quindi, aperitivo, come non approfittarne? vai! Mentre che torniamo verso il camper, noi siamo arrivati da là, vi facciamo vedere anche questo parcheggio. Qui siete un po' più in alto, quindi con vista al lago, se preferite. Non vedo macchinette per il parcheggio a pagamento, quindi teoricamente è libero. Noi adesso discendiamo, passeremo di nuovo di fronte al leone, andiamo a mangiare perché abbiamo una fame da lupi. Ci vediamo dopo giù al lago. Ciao! Ragazzi, mangiato, rilassati un pochino, ma non troppo, sennò Niente più di perdiamo i sensi. E ne valse la pena perché guardate che carino. Wow! Ci faremo una passeggiata lungo lago, quindi ci godremo un po' di serenità. Guardate che roba! Questa passerella, bellissima. Non c'è praticamente nessuno, si è un po' ingredito il tempo, ma lo sapevamo perché avevamo visto le previsioni, infatti stamattina siamo stati fortunatissimi e... Guardando i lati positivi c'è meno gente. Sì. Niente, noi ci godiamo questa passeggiata lungo lago, Le poi... paperelle. Esatto, poi torniamo, facciamo pappe, domani ritorniamo a casa come ogni domenica. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, se volete iscrivetevi al canale, per noi motivo di soddisfazione e noi ci vediamo al prossimo video.
Ciao cari!